futuro Conte, la decisione è presa, svelata l'idea dell'allenatore. Ciao Napolitanos, benvenuti sul Napoli News Channel, lascia un like sul video per rimanere sempre aggiornato sulle novità del nostro team del cuore, andiamo ai video. Il Napoli naviga ancora nel mare dell'incertezza riguardo al suo allenatore. L'addio di Spalletti, avvenuto la scorsa estate dopo la conquista dello scudetto, sembra avere aperto una breccia davvero difficile da colmare nell'organigramma dell'Azzurri. Il suo sostituto designato è stato il francese Rudi Garcia, ma il rapporto che non ha mai decollato con la squadra e la mancanza di risultati hanno portato alle sue dimissioni. Così, al suo posto è subentrato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, che è arrivato con l'obiettivo di guidare la squadra fino alla fine del campionato, non ha però migliorato la situazione della squadra italiana, che si trova ora in modo sorprendente al 10° posto in classifica. De Laurentiis sembrerebbe quindi stia considerando un nuovo e incredibile cambio. Il nome attualmente in pole position sarebbe quello di Francesco Calzona, allenatore della Slovacchia e ex vice di Sarri ai tempi del Napoli. Tuttavia, la situazione non sembra ancora essere giunta a una soluzione. Nel frattempo, i rumors sul prossimo allenatore che occuperà la panchina azzurra nella prossima stagione non accennano a diminuire. Il favorito di De Laurentiis è senza dubbio Antonio Conte, già preso in considerazione prima del ritorno di Mazzarri. L'ex allenatore di Juve e Inter non si è ancora aperto con l'azzurra, ma il presidente del Napoli non ha ancora gettato la spugna. Tuttavia, la concorrenza è molta. Per questo motivo, TMV ha rivelato le intenzioni dell'allenatore salentino e che tipo di squadra si aspetterebbe. Secondo il portale, la sua scelta sarebbe molto selettiva. Vorrebbe una squadra che disputi la Champions League con ambizioni importanti. Al momento, non sono escluse piste italiane o straniere. Al di fuori dell'Italia, infatti, ci sarebbero Barcellona e Liverpool che potrebbero pensarci, dato che sicuramente cambieranno allenatore. Tenete d'occhio anche Manchester United e Bayern Monaco, che fiutano possibili cambiamenti. Secondo il portale, c'è certamente una traccia sul futuro di Conte, ma le sue intenzioni sembrano escludere l'idea di allenare una nazionale. Anzi, le ambizioni dell'allenatore passano per continuare a distinguersi nei club e poter sognare la Champions League. Questa possibilità dovrebbe quindi essere esclusa, non c'è alcuna possibilità di una nuova esperienza come commissario tecnico. Dopo il ruolo svolto con la nazionale italiana tra il 2014 e il 2016, che si concluse con l'arrivo ai quarti di finale agli europei e la sconfitta ai rigori contro la Germania. Ora diteci, tifosi del Napoli? Qual è la vostra opinione? Chi dovrebbe essere l'allenatore del Napoli? Antonio Conte o Calzona? Nella mia opinione, Antonio Conte sarebbe una buona scelta. Ora vogliamo sapere la vostra opinione nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie. Fino alla prossima. Forza Napoli!